Buon pomeriggio, benvenuti all'appuntamento con il sindaco, benvenuto al sindaco di Catania Enrico Trentino. Buon pomeriggio. Grazie per essere qui con noi. Oggi abbiamo moltissima roba di cui parlare con lei. Innanzitutto che sono cominciati, grazie ai fondi del PNRR, i lavori per la riqualificazione e la messa in sicurezza dell'edificio monumentale che una volta si chiamava Porta Ferdinandea, dopo l'Unità d'Italia e Porta Garibaldi, eccola qua, vedete? E sono già cominciati, vedete i lavori che sono in corso, sono promossi appunto dall'amministrazione comunale come azione di restauro conservativo dell'opera che è stata disegnata da Stefano Ittar. L'intervento è finalizzato al consolidamento delle parti gravemente danneggiate e più in generale alla riqualificazione del monumento, che è uno dei simboli di Catania, bellissimo peraltro. È uno dei simboli di Catania che ha una sua peculiarità mondiale, nel senso che l'unico arco di trionfo al mondo, ricordo spesso, è dedicato non a una vittoria su una guerra, quindi per un evento bellico, bensì a un successo sulle calamità naturali. L'epigrafe è incisa sulla sommità Melior decinere surgo, è proprio volta a indicare la sconfitta del terremoto, la sconfitta dell'eruzione del 1669 e del 1693 e quindi la voglia di questa città di riscattarsi più forte rispetto alle condizioni avverse che talvolta madre natura ci destina. Quindi quali erano le difficoltà maggiori, Sindaco? Intanto la stiamo rendendo fruibile all'interno, certo sarà per chi non soffre di claustrofobia, perché ci siamo avventurati con l'assessore Parisi, ovviamente dotati di caschetti e tutta la dotazione di sicurezza su queste scale che sono molto impervie, però chi desidererà i più coraggiosi potranno salire fino a su e ammirare quindi questa bellissima vista della nostra cattedrale da là sopra. Quindi le rendiamo fruibili, le rendiamo più funzionali, le riqualifichiamo. Il nostro obiettivo è anche riqualificare la piazzetta antistante per poter evitare queste aree di sosta che a nostro avviso deturpa non solo la vista ma anche l'immagine architettonica della piazza, creando quindi una prosecuzione ideale con Piazza Palestro. Io credo che sarà una bella cosa. Poi eventualmente lanceremo anche una sorta di referendum cittadino se chiamarla Porta Garibaldi o chiamarla Porta Ferdinandea, perché originariamente la Porta Ferdinandea, poi giusto. Fu chiamata Porta Garibaldi, però abbiamo già via Garibaldi, abbiamo la statua di Garibaldi, potrebbe essere anche una bella cosa portare alla denominazione originaria. Giusto, quando finiranno più o meno i lavori? Credo, se non ricordo male, dovrebbero finire entro fine anno. Fine anno. Perfetto. Sì, perché ci sono chiaramente lavori che riguardano anche il restauro delle componenti lapidee, insomma sono dei lavori anche di dettaglio molto complessi. Sì. Intanto sono state consegnate, vedremo fra poco le immagini, passiamo dall'alto al basso, se si può dire, Sindaco, però bellissimo, i nuovi servizi igienici a completamento dei lavori di ristrutturazione. Guardate lì, sembra il film Perfect Days, un film bellissimo di Wim Wenders. Guardate un po', lavori di ristrutturazione che hanno riguardato le due maggiori postazioni dei bagni interni dell'area del cimitero, e noi l'avevamo denunciata questa cosa, ecco perché ci teniamo a farla vedere, perché effettivamente anche grazie al nostro intervento, non soltanto per questo, ma comunque i lavori sono stati avviati e i risultati sono questi. Rientrano questi lavori in una più ampia azione di restituzione del necessario decoro del Camposanto, e per il mese di maggio-giugno verranno inoltre ultimate le attività di realizzazione dei loculi esterni che si trovano nei pressi dei cosiddetti campi comuni. Sbaglio, Sindaco? No, assolutamente, questo grazie alla iperattività dell'assessore Petralia. Stiamo provando anche lì a dare risposte alla città attese da tanto tempo. Abbiamo anche una situazione di emergenza sulla sufficienza dei loculi, perché non sono assolutamente adeguati al numero delle tumulazioni. Stiamo prendendo in considerazione 2 o 3 progetti alternativi per comprendere su quale focalizzarci per l'estensione del cimitero o eventuale apertura di un altro cimitero, oltre che di un crematorio, e quindi aumentare l'offerta per rispetto ai nostri defunti. Dopodiché mi consente di dire, mi auguro che il film
che potremmo considerare sia sempre Perfect Days e mai l'ora legale, perché quello è il mio terrore. Giusto, anche quello è un bellissimo film, hai ragione. Ricordo gli appuntamenti, allora qui c'è il WhatsApp 342 74 55005 e qui c'è la mail Sicilia24focus @telecolor.it, potete scrivere, scrivete sia di qua sia di là, cose brevi per favore. Allora, mentre è ancora in fase di definizione il cartellone del Catania Summer Fest, c'è un'importante novità per la nuova stagione degli eventi estivi alla Villa Bellini. Spettacoli, concerti e appuntamenti saranno realizzati in una nuova location, questa qua, con 5.000 posti, una vera e propria arena nel cuore della città. Tra gli artisti che si prevede si esibiranno Il Volo, Gigi D'Alessio, Antonello Venditti, ma anche le icone pop che dominano le classifiche, Annalisa, Mahmood e chissà quanti altri. Bello, no? Assolutamente sì, credo che sia di oggi l'annuncio di Gazelle, se non ricordo male, o meglio la prevendita di Gazelle. Noi quest'anno abbiamo una condizione particolare perché abbiamo la fortuna, mi dispiace per i nostri vicini, che a Taormina non ci saranno eventi di questo genere, quindi sostanzialmente stiamo assorbendo tutta l'offerta musicale per la Sicilia orientale. Questo naturalmente genera un forte impatto a livello di indotto, perché ci saranno turisti, che turisti significano non solo alberghi, ma significa ristoranti, significano taxi, insomma crediamo che possa aumentare la nostra economia anche grazie a questa iniziativa. Peraltro mi piace anche considerare il fatto, o meglio annunciare, ma già l'ho fatto ieri sera in un post sui social, che il nostro desiderio è nei giorni liberi dagli eventi concertistici aprire anche l'ho detto ai meno giovani, ma dico a tutti i catanesi, con la realizzazione di film all'aperto, così come si faceva una volta, quindi non voglio dire un modello Nuovo Cinema Paradiso, però un qualcosa che possa sempre lì, utilizzando questa bella arena, non a caso è stata chiamata arena, perché possa anche evocare l'idea appunto di... Ce la fate rivedere dalla regia per un attimo, perché è bellissimo, ecco, guardate un po'. Questo è il rendering, come si dice adesso. I rendering sempre poi provocano il timore di illusioni, però dovrebbe essere in effetti così. Beh, fantastico, davvero. E questo pronto per l'estate, naturalmente. Sì, certo, è chiaro. Quindi ci vedremo anche i film. Molto bene, molto bene. Allora, adesso andiamo avanti e invece qui c'è come dire, un momento difficile di critica, perché gli operatori della pescheria di Catania si lamentano perché dicono che la pescheria si è svuotata, è uno dei luoghi simbolo della città. Tutti noi la conosciamo, ci siamo stati, ci ricordiamo le urla, no, di quando... e ora dicono... Dice, non c'è più nessuno, ma vedremo tra poco un servizio. E dicono anche, ecco qua lei può rispondere, ma dopo il servizio se è d'accordo, dice non è colpa della crisi, è colpa dei supermercati, è colpa delle vendite online, eccetera, eccetera. No, loro parlano di viabilità che non consente di arrivare, manco di parcheggiare da quelle parti. Vediamo Tonino De Mana cosa ha scoperto. No, stai là facendo, da quando ho trovato sto promemoria della pescaria, lei che promemoria mi ha cucinato a assettato, quello con il telefono. Il servizio di Tonino De Mana, ma sono immagini girate con il cellulare, quindi sono immagini amatoriali, però che in qualche modo hanno reso l'idea che ci fosse, come dire, un abbastanza forte, evidente vuoto, non c'era più tutta quella folla che c'era una volta alla pescheria. E loro si lamentano. Ma si lamentano per la viabilità. Questa immagine non è emblematica perché questa immagine ritrae la pescheria alla chiusura, già erano i banchi del pesce stavano smontando, quindi è chiaro che non ci può essere gente. Quello che dicono gli operatori è certamente vero. Non credo che dipenda solo dalla viabilità. C'è là una questione che comunque da tanto tempo si sta portando avanti, quasi trascinandosi, perché i territori tutti si modificano rispetto alle vocazioni originarie. Il fatto è che si siano aperte attività di ristorazione che pian piano hanno preso il sopravvento ha un poco fatto venire meno la vocazione naturale. A ciò si aggiunga che comunque c'è una
depauperamento dei mercati storici, forse anche per effetto di una più limitata possibilità di posteggio. Però è una cosa che già da tanto tempo si registra. Noi stiamo provando a ovviare il fatto che molto presto ci saranno 350 posti auto disponibili al porto, non per merito nostro ma per merito dell'autorità di sistema. In più l'individuazione di altri posti auto, per esempio alla Piscina Azzurria, stiamo allargando di 60 posti la disponibilità di parcheggio auto in piazza Borsellino. Tutto questo rimane. E allora non c'è nessuna scelta che questa amministrazione compiuta che va in controtendenza, perché la chiusura di via Garibaldi di fatto ha sottratto 6 posti auto, 6 stalli blu, a meno che la gente non pensava che si potesse veramente proseguire con la tecnica della doppia fila, ma io penso che nessuna amministrazione avveduta potrà mai legittimare gli abusi che di fatto poi rendono il centro storico veramente brutto. Ma questi posti nuovi di cui lei indicava avranno realizzati presto? Sì, molto presto. Stiamo parlando anche perché avendo deciso di chiudere Piazza Federico di Svevia, è chiaro che diventano funzionali anche a quell'area. Poi naturalmente c'è una questione generazionale, non c'è più, le più nuove generazioni sono meno propense ad andare magari alla pescheria a comprare il pesce, si riforniscono in esercizi di prossimità più vicino casa. Quel che loro scongiurano nei centri commerciali sono stata una iattura per la città di Catania. Ricordiamo che Catania ha un numero di centri commerciali, un'estensione di centri commerciali che in proporzione agli abitanti è seconda solo a Oslo in tutta Europa. Caspita, Oslo e poi dopo Catania. Quindi sono state delle scelte scriteriate del passato, noi non possiamo ovviamente fare nulla per andare in controtendenza, non potendo chiudere questi centri commerciali, però tutto questo ha modificato il centro storico, quindi il commercio, perché prima la gente andava in pescheria ma perché andava anche dall'elettricista che c'era nella viuzza, andava dalla bottega là accanto. Oramai non esistono tutte queste botteghe, in più l'aumento delle attività di ristorazione. Io mi auguro che comunque si mantenga un equilibrio che permetta di non depauperare oltre la nostra pescheria, perché la gente, i turisti, quando vanno lì a vedere non solo i ristoranti ma soprattutto il mercato del pesce e degli altri, della carne, dei salumi, rimane folgorata in questa esplosione di colori, odori, sapori, suoni, per tutto quello che viene detto. Quindi io mi auguro che comunque si prosegua su una strada che sia di equilibrio rispetto a quello che si è verificato in passato e a quello che si potrebbe determinare un giorno. Benissimo, vedremo poi anche la realizzazione di questi nuovi parcheggi, se potranno dare un contributo alle esigenze richieste dagli operatori della pescheria. Fra poco, se lei è d'accordo, prima mandiamo la pubblicità, parleremo del suo incontro con il ministro Urso, che se non sbaglio è stato nei giorni scorsi a Roma. Fermiamoci un momento, voi vedete sotto qua i numeri 342 74 55 005 e poi ancora, se riusciamo a far apparire la mail, eccola qui, Sicilia24 Focus, tutto attaccato, @telecolor.it, per scrivete breve e testi scritti per favore per il nostro sindaco, che sarà tra pochissimo con noi, subito dopo la pubblicità. Grazie, state con noi. Bentrovati all'appuntamento con il sindaco di Catania, Enrico Trantino, che ringraziamo per essere ogni venerdì qui da noi e rispondere anche alle vostre domande sulle mail e su WhatsApp che vedete lì. Una domanda gliela faccio io, sindaco, ed è questa: come è andato l'incontro con il ministro Urso? Ricordiamo che il ministro Urso è ministro delle imprese, del Made in Italy, quindi pensiamo a infrastrutture, pensiamo a imprese che possono riguardare Catania, la sua zona industriale. Lunedì mi sono incontrato con il ministro Urso, non posso dire tante cose perché alcune cose aspettiamo che, non mi piace la politica degli annunci, prima aspettiamo che si concretizzino, però ci sono dei lavori, dei work in progress molto interessanti. Quello di cui abbiamo discusso, fra le tante altre cose di cui posso parlare, è l'individuazione di un'area destinata alla realizzazione di questa pilot line
che porterà un investimento di 240 milioni di euro per le realizzazioni di semiconduttori a caldo e quindi un ulteriore volano nel solco di quel ecosistema del digitale, dell'innovazione che sta trasformando Catania in vera e propria capitale in questa materia. Come si chiama questa pilot line? È una pilot line, sì, che per la realizzazione, per la produzione di chip, di semiconduttori a caldo. Non mi chieda altro perché non tecnicamente... I chip sono la base fondamentale per i telefonini, per i computer, per tutto. Ha detto c'è un investimento di 240 milioni? Sì, 240 milioni di euro. Ma mi scusi, da che parte di Catania? Zona industriale. Zona industriale, sì. Quindi si aggiungerebbe all'area già... Esatto, andrebbe vicino alla ST perché ieri sono andato a Palermo a parlare con l'assessore Tamaio e il presidente Schifani, è stata individuata un'area dell'IRSAP, quindi regionale, e per questo stiamo adesso portando avanti la formalizzazione degli accordi per poter partire. Quindi c'è un avvio prevedibile o è ancora presto per dirlo? No, questa è una cosa che comunque... deve essere adesso approvato, si fanno i protocolli d'intesa col CNR e Consiglio Nazionale delle Ricerche perché sarà poi la stazione appaltante, a quel punto si realizzerà il progetto e si eseguirà l'opera. Ok, e naturalmente poi ci sono le altre cose di cui ancora non ci ho voluto parlare, va bene, noi le prossime volte gliele chiederemo. Ora invece c'è una critica che arriva dall'MPA di Lombardo che è andato lì a guardare la costruzione della pista ciclabile via Domenico Tempio e ha usato parole molto severe, non Lombardo personalmente, i suoi esponenti qui della giunta catanese, dell'amministrazione catanese del Consiglio Comunale, e hanno parlato di muro mostruoso. Dice, lei vuole costruire un muro mostruoso di asfalto dove ci vuole mettere le biciclette in mezzo al traffico pauroso che c'è lì da quelle parti. Respiro. Prende tempo. Allora, non voglio adesso chiaramente scadere nella polemica sterile, cerchiamo di occuparci delle cose importanti. C'era un finanziamento che derivava dal Patto per la Sicilia per la riqualificazione dell'asfalto e dei marciapiedi. Non avrebbe prodotto nessun risultato utile in più, nel senso che non potendosi consentire una corsia per la mobilità dolce, quindi per le biciclette, al vice sindaco, d'accordo su sollecitazione anche di altri tecnici, è venuta l'idea di immaginare questa pista ciclabile in mezzo alle carreggiate. Carreggiate che saranno leggermente ristrette ma rimarranno due, che saranno destinate alle biciclette, ma vedranno anche da una parte un filare di alberi e la possibilità di un percorso pedonale che io ritengo sia molto importante perché sono molti turisti che transitano in quell'area. Il fatto di essere rialzato non lo voglio definire muro, è comunque una sopraelevazione per mettere in sicurezza la pista ciclabile rispetto all'asse viario. Ci sono ovviamente i disagi alla circolazione di cui abbiamo sempre parlato. Io devo dire che, per carità, sono stato fortunato, l'ho detto anche venerdì scorso, non li ho mai visti in termini così più severi rispetto alla normalità, perché quella comunque è un'arteria. Ma come se lo spiega allora? C'è un motivo? Me lo spiego per il fatto che la gente probabilmente ha cominciato, ne abbiamo discusso anche venerdì scorso, ha cominciato a prendere in considerazione percorsi alternativi, approfittando del fatto che noi su via Plebiscito non stiamo consentendo la sosta su un lato della carreggiata, quindi il traffico fluisce fino a via Playa, fino a via Angeli Custodi e poi via Playa. A quel punto si esce dalla città così, in alternativa c'è l'asse attrezzato, quindi probabilmente alcuni già utilizzano queste vie alternative. Io credo che comunque sia un sacrificio che poi comporterà un beneficio per la collettività. No. Quindi mi dispiace quando qualcuno che magari poi fa parte della maggioranza vada così, parta lancia in resta per azioni di questo genere. Ma su questo non vuole dire nulla, cioè come mai succede questo? Normalissima fisiologica dialettica politica, ci può stare.
Non c'è un significato, No, come dire, no, non no. preannuncia cose nuove? Assolutamente no. Ci sta. No, se ho Piccole capito scaramucce. come dice, scusi? Piccole scaramucce. Sì. Piccole scaramucce, perfetto. Se ho capito bene, però, per concludere, c'era un investimento già pronto per l'asfalto, è questo che ho capito Sì, bene. c'era un finanziamento già accordato. Noi nell'ambito di quel finanziamento abbiamo detto scusate, ma perché limitarci a quel lavoro che alla fine non dà nulla in più alla città? Facciamo quest'altro Mettiamolo in e quest'altro consentiamo quindi... Sì, ho capito benissimo, adesso ho capito. Allora, invece dove c'è la pista ciclabile... Dico solo, se mi consente, direttore, perché Prego. ho letto alcune cose anche a proposito dei pali della luce in mezzo alla pista ciclabile. È normale che ancora siano lì, bisogna aspettare che l'Enel completi i lavori dove sono i marciapiedi, poi a quel punto saranno tolti da lì e verranno connessi alla nuova rete elettrica. Questo è importante, anche questa precisazione, grazie Sindaco. Invece a San Giovanni Galermo le cose non vanno tanto bene, perché lì ci sono diverse insidie, compreso il cattivo stato delle strade, e c'è una pista ciclabile, che sarebbe bellissimo, ma a quanto risulta è ricoperta dai cespugli. Vediamo se questa la possiamo vedere con Tonino Via De Manda. Galermo Mulattiera, pericolosa in auto, in moto e a piedi. Abbiamo sintetizzato il tutto perché sono tanti i messaggi alla nostra linea di WhatsApp 342 74 55 005 che segnalano lo stato di abbandono di una strada che collega il popoloso quartiere di San Giovanni Galermo alla circonvolazione di Catania. Un'arteria di fondamentale importanza per la viabilità cittadina, ma che al tempo stesso non riceve le giuste attenzioni da parte dell'amministrazione comunale. Basta osservare l'asfalto per rendersene conto, con buche ed avvallamenti che rappresentano un serio pericolo per tutti, in particolare per chi si avventura con un mezzo a due ruote. E non va meglio per i pedoni costretti ad attraversare in punti dove le strisce sono sbiadite e dove il semaforo è inesistente, spento e addirittura fatiscente. Da queste parti gli incidenti sono all'ordine del giorno, anche mortali. E non va meglio tra le vie Polveriera ed Orsa Minore, tipico esempio di incrocio killer dopo un semaforo o dei dossi, potrebbero in parte ridurre la pericolosità. Periferie dimenticate, come conferma il consigliere della quarta municipalità Giuseppe Ragusa. Abbiamo effettuato 2 consigli, di cui uno itinerante in via Verdimura, e purtroppo le risposte delle amministrazioni centrali non sono mai arrivate. Segnaletica orizzontale e verticale non presente, caditoie distrutte e rumorose, quindi chiedo che le amministrazioni centrali si attivi immediatamente a risolvere queste problematiche ormai da circa 6 anni presenti e segnalate continuamente dal Consiglio di Municipio. A San Giovanni Galermo non si vedono biciclette, eppure in via Virdimura c'è una pista ciclabile sulle cui condizioni è meglio stendere un velo pietoso. Enormi cespugli invadono il tracciato, così gli amanti del pedale possono fare un bel giro che di naturalistico però ha ben poco. Insomma... Allora, non parlo della pista ciclabile, fin quanto la pista ciclabile non viene connessa al resto del territorio, diventa una pista ciclabile piccola fino a se stessa, ma è chiaro che deve essere riqualificata, non è ammissibile la condizione in cui è stata ripresa. Però la questione è un po' più complessa, appunto, che non so se nel poco tempo che ci rimane può essere sufficientemente spiegata. C'è una condizione di criticità delle strade cittadine, ma voglio dire italiane, perché non si creda che altrove vada bene. Quando lunedì sono stato poi alla riunione con l'ANCI, con i sindaci metropolitani, il fatto che anche il sindaco di Firenze, di Bologna e di Milano mi dicano che pure loro hanno gli stessi problemi nella manutenzione delle strade per una questione di depauperamento delle risorse per spesa corrente, beh, allora la condizione è veramente preoccupante. Quindi alla luce di questa premessa ne ho approfittato ieri dicendo al Presidente Schifani in occasione del nostro incontro se parte delle risorse per l'FSC che dobbiamo programmare possiamo destinarle alla realizzazione di strade e marciapiedi. E il Presidente Schifani ha sentito dicendo potrebbe essere un'idea per le città metropolitane, però eravamo pronti a presentare una sorta di elenco esigenziale di tutte le strade da far finanziare, ma questa mattina alle 8 ci siamo incontrati con il Presidente Fatuzzo, che adesso è commissario per la depurazione e che deve poi realizzare scavi nell'80% della nostra rete stradale, quindi all'80% dei 700 km, e mi sembra che sia una follia che noi andiamo a riasfaltare strade che poi devono essere distrutte. Ma nello stesso tempo, perché abbiamo detto vabbè, ce le facciamo finanziare, tu distruggi e subito dopo le facciamo, ma non sappiamo se può partire con l'appalto, perché ogni volta che lui bandisce la gara poi c'è la SIE, che è la società che dovrebbe occuparsi del servizio idrico integrato, che impugna le gare. Quindi c'è una situazione
che dimostra come amministrare sia estremamente C'è un complesso. ingorgo Esatto, finalmente avevamo trovato una soluzione, ma in questo momento non va bene. E allora, intanto ti stiamo facendo dare quel 20% di strade che non verrebbero interessate dai lavori, per capire se possiamo cominciare a riqualificare quelle. Non so se San Giovanni Galermo sia compreso oppure no in questo 20%, certo è che sarà compreso, se non è compreso nel 20%, sarà oggetto di questi lavori per la realizzazione della fognatura, lavori indispensabili non solo perché siamo in infrazione comunitaria, ma perché non è ammissibile che nel 2024 ci sia una città che ancora scoli i propri reflui nei cosiddetti pirituri nella lava. Quindi noi dobbiamo metterci in regola con l'Europa, ma innanzitutto con le nostre coscienze e con i nostri figli. Si realizzano queste opere e sarà poi inevitabile il rifacimento di tutte le strade. Quindi gli scavi di cui parlava all'inizio hanno questo scopo, servono certo, serviranno a questo scopo, per la realizzazione della rete di depurazione. E ultima cosa, incontrerà o darà una qualche risposta all'amministratore dei consigli di No, zona? ha detto il consigliere della municipalità che ci sono stati già più commissioni itineranti, quindi presumo si sia incontrato già con gli assessori. Bene. Ha avuto queste risposte, comprendo che lui non le consideri soddisfacenti perché dal suo punto di vista io desidererei che ci fosse molto più reattività nella realizzazione di questi interventi, però nel momento in cui non li facciamo non è per cattiva volontà, è perché purtroppo la coperta è corta e, se mi si consente la solita espressione, spoghi a Cristo e vesti a Maria. Ultima cosa, 30 secondi, è stato ricoperto l'enorme fossa di Viale Mario Rapisardi. Non so se abbiamo neanche il tempo di vedere le immagini, ne abbiamo parlato più volte, c'è stato il sindaco con noi. Fossati causati dai mezzi, perché lì abbandonavano, lasciavano montagne di rifiuti, ve le ricordate? No? Allora i mezzi meccanici per togliere i rifiuti finivano in qualche caso come questo per creare proprio delle buche grosse, no? E adesso queste buche sono state colmate e la GEMA ha tenuto a comunicarcelo. La GEMA è la società che si occupa appunto della raccolta dei rifiuti nell'800. Tutto questo a Viale Mario Rapisardi. Ci fermiamo qui, Sindaco, grazie per essere stato con noi, ci rivedremo prossimamente in uno dei prossimi venerdì. Diciamolo appunto, non venerdì prossimo perché sarò fuori Catania, non so se il venerdì di Pasqua ha senso, lo vedremo, ma lo direte voi. Va bene? Grazie Sindaco in ogni caso, grazie a voi per averci seguito, continua la programmazione di Sicilia 24 Focus. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio.